Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Nei lager libici, violenze atroci e torture di ogni genere, donne stuprate e sottoposte a mutilazioni dei genitali, è quanto emerge dai racconti dei migranti visitati nel Policlinico di Palermo in attesa dello status di rifugiato. Via D'Amelio, 5 nuovi testimoni confermano la borsa del giudice Borsellino fu portata alla squadra mobile di Palermo. L'agenda rossa restò per mesi nelle disponibilità dell'ex capo Arnaldo La Barbera. Sessismo, commenti volgari e battute a sfondo sessuale. 3 specializzande confermano le accuse ad un professore di medicina dell'Università di Palermo. Il preside Ciaccio sarà fatta chiarezza. Mancano i camici bianchi nel sistema sanitario pubblico e la regione siciliana li cerca all'estero, ma i paesi stranieri restano una tentazione per i nostri medici ed infermieri. Giovanna Spatari è il primo rettore donna nella storia dell'Ateneo di Messina, docente di medicina del lavoro, è stata eletta dopo le dimissioni di Salvatore Cuzzocrea, travolto dallo scandalo dei rimborsi milionari. Spettacoli confermati, i primi nomi delle star che animeranno le piazze siciliane per l'ultimo dell'anno. A Palermo la regina del pop Elodie, protagonista in piazza Politeama. Calcio, il direttore generale del Catania, Luca Carra, corner, illustra i progetti per il futuro del club del presidente Pelligra. Parliamo di queste storie terribili di torture, di violenze di ogni genere che hanno per protagonisti i migranti. Sono emerse durante le visite nell'ambulatorio del Policlinico di Palermo. Le donne hanno raccontato di essere state sottoposte anche a mutilazioni dei genitali. Marco Gulla. Torture atroci come la falaca, mutilazioni genitali femminili, stupri, traumi da corpi contundenti, bruciature con mezzi elettrici, ossa fratturate. È uno spaccato assolutamente disumano quello che viene fuori dai racconti degli extracomunitari visitati nell'ambulatorio di valutazione delle persone migranti vittime di violenza intenzionale e tortura che ha sede nell'unità di medicina legale del Policlinico Giaccone di Palermo. Qui i richiedenti asilo si rivolgono all'azienda ospedaliera universitaria per ricevere il riconoscimento dello status di rifugiato. Il target sono i sopravvissuti a tortura, le persone che sono sopravvissute a tortura. Questo vuol dire che quando le persone arrivano qui, a volte minori, adulti, donne, quando arrivano qui presentano una sofferenza grandissima. Quello che vediamo spesso è delle persone che hanno perso il loro essere persona a pezzi, quindi vediamo frammenti di persone distrutti da quello che è successo nei paesi d'origine, da quello che è successo durante il viaggio mentre speravano di trovare una vita migliore. E queste sono le violenze subite dai migranti nei lager libici. Nell'esività da corpi contundenti, le armi da taglio, lesioni da calore, quindi ustioni, così come energia elettrica, vengono privati del cibo e dell'acqua in condizioni igienico-sanitarie veramente scadenti. Ci sono anche delle metodologie lesive precipue, quali la falaca, che consiste nel urtare ripetutamente le piante dei piedi. E poi le tante mamme che raggiungono l'Europa con figli piccolissimi. Si palpa come sensazione con mano tutta la loro sofferenza. E questi bimbi così piccoli che li accompagnano hanno necessità grandissima, insieme alle madri, di un supporto veramente di grande impegno proprio psicologico. Al processo per il depistaggio sulla strage di Via D'Amelio i magistrati trovano 5 nuovi testimoni che certificano che l'agenda rossa del giudice Borsellino restò per mesi nelle disponibilità dell'ex capo della squadra mobile di Palermo, La Barbera. Sentiamo Luca Ciliberti. Via D'Amelio è ancora un mistero e a distanza di 30 anni resta ancora nascosta l'agenda rossa di Paolo Borsellino nelle concitate fasi della strage in cui perse la vita il giudice antimafia. Per questa ragione la procura di Caltanissetta continua a cercare e i magistrati hanno trovato 5 nuovi testimoni di quel pomeriggio. La procura di Caltanissetta lo scorso settembre ha inviato le forze dell'ordine nella casa della moglie e di una delle figlie di Arnaldo La Barbera, che ora risultano indagate per ricettazione aggravata dal favoreggiamento alla mafia, dopo che un testimone vicino alla
sua famiglia ha raccontato ai PM che l'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino era stata nascosta nella casa dell'ex questore. Il PM Maurizio Bonaccorso, nel corso del processo che si celebra proprio a Caltanissetta dinanzi alla Corte d'Appello sul depistaggio e le indagini alla strage del 19 luglio 1992 a Palermo, ha confermato che riguardo alle perquisizioni nell'appartamento dei familiari di La Barbera, le indagini hanno portato a risultati che sono coperti dal segreto. Si tratta di sommarie informazioni di poliziotti, alcuni dei quali sono stati sentiti soltanto nel 2019, dice il PM. Poliziotti che si sono recati presso il luogo della strage e sostanzialmente ci chiariscono dei punti su quello che accadde con la borsa del dottore Borsellino. Questi poliziotti sono riusciti a fornire spunti nuovi relativamente al passaggio della borsa di Borsellino. Durante le perquisizioni in casa di La Barbera sono stati sequestrati numerosi estratti conto degli anni 90 in cui ci sarebbe traccia di numerosi versamenti di contanti. Il sospetto è che apparati deviati dello Stato possano aver finanziato il depistaggio. Sarebbe stato individuato l'uomo che la scorsa notte ha accompagnato al Policlinico di Catania un 21enne gambizzato con una pistolettata. Il conducente dell'auto ha raccontato di aver visto il giovane ferito in via San Zenone e di aver deciso di accompagnarlo in ospedale. La versione non avrebbe però convinto gli investigatori. La vittima è figlio di uno degli indagati e già condannati in primo grado della maxi inchiesta Skanderbeg sullo spaccio di droga in via Capopassero. Sessismo all'Università di Palermo. 3 specializzande confermano le accuse contenute in una lettera anonima ad un professore di medicina che avrebbe fatto commenti volgari sull'abbigliamento, battute e illazioni a sfondo sessuale. Il caso adesso finisce davanti al Consiglio disciplinare dell'Ateneo. Sentiamo. Non sono più solo voci di corridoio o parole affidate solo a una lettera anonima. Adesso le accuse di sessismo nei confronti di un professore di medicina dell'Università di Palermo hanno un volto. Si tratta di 3 studentesse della scuola di specializzazione che riportano fatti circostanziati relativi al docente che adesso dovrà riferire al collegio di disciplina dell'Ateneo palermitano che vuole chiarezza. Se noi veniamo a conoscenza che c'è un atteggiamento nei confronti non solo degli studenti o delle studentesse, ma nei confronti anche del personale infermieristico, tecnico, noi abbiamo l'obbligo, il dovere di agire subito nell'accertare la verità. Non è solo un problema nei confronti degli studenti e delle studentesse, nei confronti di tutto il personale. Noi dobbiamo garantire il rispetto della persona umana. La vicenda era partita da una lettera anonima ricevuta lo scorso venerdì dal rettore Massimo Midiri e ora appunto confermata da 3 specializzande. Il caso, sollevato al quotidiano La Repubblica, ha destato subito grande clamore, tanto da spingere il rettore a spedire la missiva alla procura che adesso ha chiesto una relazione al professore Giovanni Pantuso, responsabile di 19 specializzandi in chirurgia che saranno sentiti sulla vicenda. Poi il professore accusato potrà produrre le proprie controdeduzioni. Personalmente non avevo avuto sentore né avevo avuto chiaramente nessuna informazione anche informale di accadimenti di questo genere, assolutamente. Nelle accuse si parla di commenti volgari sull'abbigliamento, battute sessiste e illazioni su attenzioni sessuali da parte delle specializzande nei confronti di un chirurgo in servizio in reparto. Uno di questi episodi si sarebbe verificato nella sala riunioni del reparto di chirurgia generale, dove il professore avrebbe accusato un'altra dottoressa di avere atteggiamenti ambigui con un medico con il quale lavorava in sala operatoria, e il tutto sarebbe accaduto davanti appunto ad altri specializzandi. Ancora cronaca, a Paternò nel Catanese un ragazzo di 20 anni invece è stato arrestato per aver tentato di soffocare l'ex compagna che lo aveva lasciato. Vediamo. La picchia, si lasciano, lei lo denuncia ma poi ritorna con lui. Lui tenta di soffocarla. Una escalation di violenza in famiglia che culmina con l'arresto di un 20enne di Paternò in provincia di Catania. La storia tra questo ragazzo e la sua ex, più grande di oltre 10 anni, è stata costellata di episodi definiti gravi dalle forze dell'ordine e che hanno portato il Tribunale di Catania ad adottare misure più dure come il carcere rispetto al divieto di avvicinamento a cui era stato sottoposto in seguito ad una precedente denuncia della donna. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I rapporti della coppia si sarebbero incrinati nel 2020, quando il ragazzo era appena maggiorenne. Tra i due ci sarebbero stati forti contrasti ed episodi di prevaricazioni nei confronti della donna che denunciò il giovane, ma nonostante il divieto di avvicinamento, i due tornano insieme.
A fine maggio 2023, in particolare, la 33enne racconta ai militari che il compagno le aveva tirato i capelli, picchiandola con pugni alla testa, al volto, al collo e alle braccia, e poi, dopo averle piegato la testa, le avrebbe messo un cuscino sul volto, rischiando di soffocarla. L'intervento della madre di lui la salvò. Pochi mesi dopo, una nuova chiamata ai carabinieri. Il litigio questa volta nasce dalla gelosia di lei nell'apprendere che il ventenne aveva ripreso i rapporti con la sua ex. Tornano ancora insieme e a novembre la querela. La donna fa una battuta sarcastica che non viene gradita dal compagno, il quale prima la minaccia e poi, mettendole le mani al collo, tenta di soffocarla. Soltanto grazie ad una spinta la donna riesce a scappare e a rifugiarsi da un'amica. Un professore intervenuto per dividere due studenti che stavano litigando ha preso un pugno in faccia che gli ha provocato la rottura del setto nasale. È avvenuto questa mattina all'Istituto Tecnico Sciascia Bufalino di Trapani. Gli studenti si trovavano nella palestra per partecipare all'assemblea d'istituto. Ad un certo punto i due studenti, di cui uno minorenne, hanno cominciato a litigare verbalmente e poi sarebbero appunto passati alle mani. Il professore di francese ha cercato di dividerli e nella colluttazione è stato così colpito al volto. In Sicilia strutture pubbliche in affanno per la mancanza di medici, soprattutto nei pronto soccorso. La Regione allora corre ai ripari e li recluta anche all'estero. Adelaide Barbagallo. Medici specialisti cercasi. Gli ospedali in Sicilia sono in agonia, interi reparti soffrono la carenza di personale. Servono 1500 unità. Ne abbiamo bisogno più di tutte le altre regioni d'Italia, peggio di noi solo la Campania. Catania e Palermo le città in maggiore sofferenza. Gravissima la situazione nei pronto soccorso dove mancano in totale 302 camici bianchi. L'ASP di Catania necessita 159 medici, quella di Palermo 210. Una situazione allarmante che rischia di aggravarsi col passare del tempo, visto che sono molti medici pronti a lasciare le corsie degli ospedali pubblici per andare in strutture private. La Regione, per correre ai ripari, ha pubblicato un avviso pubblico in tutto il mondo senza data di scadenza. È una corsa contro il tempo per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Cosa sta accadendo alla sanità pubblica? Alcuni bandi di concorso sono perfino andati deserti. Gli ultimi fatti alla provincia di Agrigento, di Siracusa, di Trapani, dove su 80 posti previsti non si è presentato nessuno, ma non perché mancano veramente i medici, perché le condizioni di lavoro all'interno del nostro sistema sanitario regionale, così come anche nel sistema sanitario nazionale, sono veramente pericolose, degradanti e mal pagate. A Caltanissetta c'è già un gruppo di medici argentini, ma a quanto pare anche loro stanno accarezzando l'idea di andare a lavorare nel privato. Se non si migliora la qualità del lavoro, la qualità di vita e la qualità anche retributiva, resteremo sempre in questa carenza di medici. Ma in fuga dagli ospedali siciliani non ci sono solo i medici, anche gli infermieri vanno all'estero. Tra le mete preferite la Scandinavia, dove lo stipendio si aggira intorno ai 3.500 euro, più i benefit, casa gratis e agevolazioni per chi ha figli. Giovanna Spatari è il nuovo rettore dell'Università di Messina dopo il caso Cuzzocrea. Voglio essere lo strumento per un clima di lavoro sereno, ha detto subito dopo l'elezione alla carica, che per la prima volta vede una donna alla guida dell'Ateneo. Francesco Triolo. La professoressa Giovanna Spatari è la nuova rettrice dell'Università di Messina. È stata eletta con 624 preferenze contro le 555 del professore Michele Limosani, prima donna rettrice in una università siciliana e del sud Italia. Sicuramente è un cambio di passo che io spero che accompagni questo rettorato ed è sicuramente un processo culturale che si pone oggi con questa elezione. Si volta dunque pagina in un Ateneo ancora scosso dal caso dell'ex rettore Salvatore Cuzzocrea, costretto alle dimissioni dopo l'inchiesta per abuso d'ufficio in relazione ai maxi rimborsi. Guardi, io continuerò a fare il rettore, anzi la rettrice,
come ho fatto la mia campagna elettorale. Io penso al futuro, io penso ai contenuti, io penso a una squadra anche rinnovata, penso al futuro, non al passato. Farò tesoro del contributo di tutti i rettori che mi hanno preceduto. E l'elezione della professoressa Spatari è stata salutata da un fragoroso applauso dell'aula magna del rettorato, gremita per lo spoglio dell'ultimo seggio. Fin dall'inizio dello spoglio delle schede, la professoressa Spatari è sempre stata in vantaggio sul professore Michele Limosani. Giovanna Spatari, ordinario di Medicina del Lavoro, è stata prorettrice della gestione Cuzzo-Crea e presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro per il quadriennio 2019-2022. La Spatari è nota per il suo impegno nella promozione della tutela della salute dei lavoratori, della promozione della salute e della parità di genere. Voglio essere lo strumento che possa garantire a tutti un clima di lavoro sereno e il raggiungimento dei migliori obiettivi possibili per il nostro Ateneo. Una campagna elettorale che ha visto numerosi momenti di confronto e qualcuno anche di tensione tra le due correnti, quella di Cuzzo-Crea che appoggiava la Spatari e quella dell'ex rettore Pietro Navarra che ha appoggiato il professore Michele Limosani. Credo che per il bene dell'università dobbiamo provare a ricomporre e ricostruire la comunità. Però lo dico alle regole, perché il 50% di giudizio della comunità vuole, ti ripeto, rispetto delle regole e delle persone. I segretari di CGIL e CGIL Filt De Caudo ed Edoardo Pagliaro chiedono un chiarimento al sindaco della città metropolitana Enrico Trantino. Se il governo Meloni sottrarrà 1,2 milioni di euro alla metropolitana di Catania nel triennio 2024-2026, condannerà a morte il trasporto pubblico che lega la città ai suoi comuni. Sempre i segretari si domandano se questa amministrazione comunale di centrodestra sia consapevole del danno che il governo Meloni di identico segno politico stia provocando a città del sud come Catania, si legge appunto in questa nota. E restiamo a Catania. Cosa ha da insegnare Sant'Agata alle ragazze di oggi? Prendendo spunto dalla storia appunto della martire, a Catania un incontro per parlare di donne vittime di violenza. Vediamo. Sant'Agata, torturata e uccisa tra i primi martiri della cristianità, una ragazza che nel 251, forte della sua fede, ebbe il coraggio di opporsi a Quinziano. Oggi, a distanza di secoli, è considerata un'eroina nella lotta contro gli abusi nei confronti delle donne. Ma il suo non fu un femminicidio, tiene a precisare l'arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Luigi Renna. Sant'Agata è stata martirizzata in odio alla fede. Non possiamo classificare il suo martirio come un femminicidio. Cosa ci insegna Sant'Agata? Che la donna tante volte è vittima, ma la donna sa opporre resistenza con la forza della sua fede nel caso di Sant'Agata. Lei non cede né alle lusinghe di Afrodisia, perché anche quella è una forma di violenza, né a quelle di Quinziano. E ancora oggi forte risuona il suo messaggio. Il messaggio è questo: avere una ricchezza di valori che sa resistere. Mariella Gennarino, ex presidente del comitato dei festeggiamenti in onore della patrona di Catania, ha organizzato un incontro dal titolo Il messaggio di Sant'Agata, il coraggio e le azioni. Dobbiamo prendere esempio da questa donna che non fece altro che denunciare il suo aguzzino e lo gridò fortissimo. Ed ebbe anche il coraggio, quindi dobbiamo seguire un po' il coraggio e le azioni di Agata. Davanti al carcere di Sant'Agata poi il consueto omaggio floreale alla martire catanese. E adesso parliamo del Capodanno nelle piazze siciliane. Cominciano a trapelare i primi nomi. A Palermo la superstar sarà la regina del pop Elodie. A Catania attesi due big della musica nazionale ed internazionale. Eva Spampinato. Mentre le città si vestono a festa e le principali vie dei centri storici siciliani si illuminano, si pensa già alla serata di Capodanno e arrivano i primi nomi che faranno da traino per le feste di piazza. A Palermo è ufficiale, arriva Elodie, la regina romana del pop italiano, sarà la protagonista del concertone di Capodanno al Politeama. E sento ancora addosso le tue mani. Ti vedo mentre guidi affari spenti.
E se il Comune di Palermo è stato il primo a comunicare la super ospite dell'evento di fine anno in piazza Ruggero VII, gli altri comuni si fanno attendere. Da Catania trapela qualche indiscrezione, che però basta a far immaginare un successo di pubblico. Sul palco di Piazza Duomo, per l'ultimo dell'anno, saranno presenti 2 grandi nomi della musica nazionale e internazionale, di cui uno ha partecipato recentemente a Sanremo. Per il momento solo un rumor, il cartellone è ancora in fase di completamento, ma giovedì si avrà l'ufficialità. Senza nessun perché, ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata. Le altre città siciliane stanno completando i programmi. Intanto Palermo annuncia per la serata di Capodanno una serie di rappresentazioni artistiche e musicali che offriranno un bello spettacolo non soltanto ai palermitani, ma anche ai tanti turisti che riempiranno la città. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ritorniamo tra poco per parlare del Catania Calcio. A tra poco. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro giornale dedicato al calcio. Parliamo della Catania tra campionato, Coppa Italia ed extracampo con investimenti sulle infrastrutture. I progetti di Carra a corner e ne vediamo uno stralcio. Tonino De Mana. Sotto con la Coppa Italia perché l'appetito vien mangiando ed il Catania, rigenerato dalla cura Lucarelli, vuole calare un tris di vittorie che ancora manca in questa stagione. Archiviata la vittoria di Giuliano, griffata di Carmine ed ottenuta al culmine di una convincente prestazione di squadra che sembra essersi calata nella categoria, la formazione rossa-azzurra si concentra alla sfida di domani contro il Crotone che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia. Al Massimino, calcio d'inizio alle 18:30. Parola d'ordine e concentrazione e microfoni a Luca Carra, intervenuto ieri sera a corner. Il direttore generale ha parlato di investimenti, centro sportivo, Torre del Grifo, stadio e logo, ma si è concentrato anche sul campo, sottolineando l'importanza di Lucarelli visto come un allenatore manager. Lucarelli ha questa volontà e credo che sia caratterialmente che per le competenze lo possa fare. Io in tutte le società non è che ci vuole solo una persona brava e tutti gli altri che fanno. Secondo me se si è allineati con l'obiettivo che vuole poi la proprietà e si lavora insieme è più facile ottenere risultati. Insieme a Pelligra si sta lavorando sulle infrastrutture e quindi su investimenti extracalcio. So che il presidente li sta valutando, ma io non me ne occupo perché io seguo il Catania e non il gruppo Pelligra Italia, quindi lì sono investimenti che sta valutando lui e insieme ai suoi manager australiani valuteranno quali possono essere quelli più interessanti per loro. Nel frattempo si continuerà ad investire su Nesima, Massimino e Cibalino e all'orizzonte c'è anche un Catania Point in Piazza Duomo. E questo era il nostro ultimo servizio di questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito e vi auguro una buona serata.